Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati con il nostro consueto appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Iniziamo per questa settimana dai motori. Infatti abbiamo il primo verdetto: Max Verstappen è il campione del mondo di Formula 1. Sotto il nubifragio di Suzuka in Giappone, in casa della Honda, la fornitrice dei motori della Red Bull, il campione olandese ha vinto una splendida gara condotta dall'inizio alla fine, in cui non è riuscito Charles Leclerc a metterlo davvero in difficoltà. Charles Leclerc che aveva terminato in seconda posizione la gara, ma che a causa di una penalizzazione di 5 secondi si è visto scivolare al terzo posto in classifica. Ed è stato proprio grazie a questa penalizzazione che Max Verstappen si è potuto laureare campione del mondo per la seconda volta. Il weekend successivo si è corso invece negli Stati Uniti ad Austin e Verstappen, da fresco campione del mondo, ha vinto anche qui una gara in cui invece ha avuto qualche piccolo problema in più causa una sbavatura durante un pit stop che gli ha causato una perdita di circa 10 secondi. È rientrato dietro Charles Leclerc e dietro Lewis Hamilton, ma negli ultimi 20 giri è stato semplicemente uno squalo. Ha inseguito tutti i suoi avversari superandoli uno a uno e andando a vincere da campione del mondo. Al secondo posto si è così classificato Lewis Hamilton e al terzo Charles Leclerc. È uscito invece al via Carlos Sainz che scattava dalla pole position. Per lo spagnolo davvero un weekend sfortunato, considerando che la sua gara è durata letteralmente una curva. Infatti alla prima curva l'inglese George Russell ha sbagliato la frenata, è entrato nella fiancata della Ferrari, non causando gravissimi danni esteriori, ma rovinando il radiatore interno e compromettendo così la gara dello spagnolo. Passiamo ora invece alla MotoGP. Infatti si correva a Sepang in Malesia, il penultimo appuntamento del campionato, che ha visto trionfare Pecco Bagnaia. L'alfiere della Ducati scattava in nona posizione con il suo rivale per il titolo che partiva 12°. Il via di Pecco però è stato stravolgente, davvero una partenza fionda, ed ha passato subito in seconda posizione nelle prime curve. Da qui è iniziata una gara che l'ha visto battagliare principalmente con Enea Bastianini, che l'aveva anche sorpassato, aveva preso la testa della corsa dopo la caduta di un altro pilota Ducati, Martin, ma Pecco è stato bravo a tenere i nervi saldi e al 15° giro ha passato Bastianini e si è involato verso la vittoria. Quartararo però non ha mollato il colpo, ha chiuso sul terzo gradino del podio e così il verdetto è rimandato all'ultima gara a Valencia. Pecco si presenta con ben 23 punti di vantaggio sui 25 massimi disponibili per la vittoria. Gli basterà arrivare nei primi 14 per vincere il suo primo titolo mondiale. Dall'altra parte, Quartararo deve sperare davvero in una brutta gara dell'alfiere della Ducati e deve avere un solo obiettivo in testa: vincere e solo vincere. Sono curiosissimo di sapere come andrà a finire e se finalmente un italiano tornerà ad essere campione del mondo di MotoGP dopo l'ultima volta, cioè il 2007 con Valentino Rossi. Terminiamo con la Serie A. Infatti è stata una giornata che ha visto molte partite interessanti con anche tante vittorie in testa alla classifica. Iniziamo con la Juventus che dopo aver vinto per 1-0 il derby di Torino si è riconfermata in casa contro l'Empoli vincendo per 4-0 e scacciando un po' i fantasmi della crisi. Vittoria ampia anche per il Milan in una sorta di derby berlusconiano contro il Monza. Infatti il Monza è attualmente di proprietà di Silvio Berlusconi, che per circa 20 anni è stato proprietario del Milan. Milan che non si è fatto prendere dai ricordi dell'era Berlusconi e ha vinto con un netto 4-1 la partita di San Siro. Vittoria invece pazza per l'Inter che ha vinto 4-3 in casa della Fiorentina, una Inter che si era trovata in vantaggio 2-0 dopo solo un quarto d'ora. Da qui però ha sostanzialmente smesso di giocare, la Fiorentina ha macinato piano piano gioco e occasioni fino ad arrivare a segnare due splendidi gol, soprattutto il secondo del francese Iconé,
raggiungendo così il pari. L'Inter che ha trovato il 3-2 su rigore, ma al 90esimo sembrava essere arrivato il pari beffa di Jovic, quando invece al 95esimo su una situazione di rimpallo l'armeno Mkhitaryan ha trovato il primo gol in maglia nerazzurra, un gol che vale 3 punti e soprattutto che permette all'Inter di non perdere il passo in classifica del Milan e del Napoli, che è stato vittorioso nel big match della domenica sera contro la Roma, una partita molto difficile perché la Roma ha pensato bene di difendersi, chiudere tutti gli spazi, ma proprio quando sembrava che la partita fosse avviata su uno scialbo pareggio è arrivato il gol del ivoriano Osimhen, che con uno splendido controbalzo ha punito la Roma e regalato 3 punti ai partenopei. L'altro big match di giornata invece si svolgeva a Bergamo, dove Atalanta e Lazio si affrontavano. Lazio alla prima gara senza il suo bomber Ciro Immobile ha vinto però in modo netto per 2-0 senza concedere occasione all'Atalanta e dando l'idea di giocare a memoria con splendidi triangoli e soprattutto con 2 reti, perché alla fine nel calcio conta segnare e vincere. Per questa settimana è tutto, amici di Un Sorriso in Più. Ci vediamo settimana prossima con Passione Sportiva di Mattia. Un saluto a tutti, ciao!